chiedere, prima di affrontare il discorso amichevole, anche adesso ma anche negli ultimi giorni, allenamento a grandissima intensità, personalità anche da parte dei nuovi arrivati, cioè mi sembra insomma che questa settimana hanno lavorato, sì, molto contento, hanno lavorato, non abbiamo fatto dei carichi eccessivi perché i ragazzi venivano da dei mesi un po' di attività, mi hanno detto tutti che bisogna stare un po' attenti, però ho visto una grande disponibilità, grande intensità, grande voglia, e questo deve essere lo spirito che ci contraddistingue per da qui alla fine del campionato, se vogliamo ottenere veramente quella cosa che vogliamo dire, che è la salvezza. È chiaro che quelli che sono arrivati ci hanno dato personalità, grande fisicità, manca un po' di condizione atletica, ma lo sappiamo, quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo saperli aspettare, bisogna aiutarli con l'incoraggiamento, con casomai fargli saltare qualche volta qualche allenamento, però ho visto veramente un clima molto positivo, sono contento perché non c'è stato nessuno intoppo e quindi domani sicuramente non saremo brillanti, però ho visto uno spirito di squadra anche stamattina con la voglia di portare veramente questa nave in porto. I nuovi giocheranno tutti domani? Sono tutti in non lo so, sì, sono tutti disponibili, c'è chi è un po' più avanti, c'è chi è un po' meno, Andelkovic è chiaro che fino alle ultime ha giocato, quindi è un po' più avanti di Cherubin è 6 mesi che non fa la partita, lo stesso Calvano, però qui bisogna avere tutte le partite, quindi gli dovrò dare almeno 60 minuti, 60 minuti glieli darò. Calvano anche lui era 6 mesi che era fermo, Morganella uguale, Bakok uguale, però i 50-60 minuti dovrò darglieli a tutti. Chiaramente forse non tutti insieme, mi viene da dire, però insomma glieli diamo. Il portiere sta bene, il portiere l'ho visto molto bene, è l'unico che diciamo ha perso forse meno rispetto agli altri la porta, ma è più facile per lui. Domani ovviamente il risultato non conta, però ti aspetti, credo, di vedere la squadra con lo spirito giusto. Qual è un po' l'obiettivo che chiederai ai ragazzi domani? Nell'amichevole, che comunque insomma di prestigio, una squadra Serie A, ci si tiene sempre a far bene, certo. Chiederò lo spirito che dobbiamo tenere in campionato, quello spirito che ci ha permesso di fare una grande partita a Livorno, quella compattezza. Noi dobbiamo avere un unico obiettivo comune, che è quello di se c'è un compagno in difficoltà dobbiamo tutti aiutarlo, perché solo con l'unione si viene fuori da questa situazione che si è creata. E quindi domani voglio vedere che nel momento di grande difficoltà, vuoi carichi di lavoro non eccessivi ma omesso, domani saremo in difficoltà contro una squadra di Serie A. Quindi voglio quella compattezza e lucidità che ci dovrà contraddistinguere nel campionato, nel momento di difficoltà delle partite, dove secondo me è quello che non ci ha permesso di fare dei risultati positivi. I 10 minuti finali abbiamo preso gol, quando eravamo in vantaggio non siamo riusciti a tenerlo, e questo penso che sia quel passettino che dobbiamo fare per ottenere dei risultati importanti. Con le dovute proporzioni si può dire, o è troppo dire, che domani sono un po' le prove generali in vista del derby col Verona, fermo restando che c'è un'altra settimana davanti di lavoro? No, lo sapete che io fino all'ultimo non lo so, perché ancora oggi ho dei dubbi, perché è giusto che ogni partita vada affrontata con la miglior formazione, e quindi non è detto che se i primi 11 saranno poi titolari di Verona, no, non ci abbiamo ancora una settimana di lavoro. Non dico magari come interpreti, proprio come spirito di squadra. No, come spirito di squadra sicuro, come spirito di squadra sicuro. Per noi domani è come se fosse una partita di campionato, è quello, questo sì, quello lì sì, sicuramente. E Bakov come l'hai visto? Indietro, un po' indietro, lo sappiamo, non è un segreto di Pulcinella, è indietro. Non avendosi mai allenato con una squadra, anche se ti alleni 7 ore al giorno, ma ti alleni da solo, appena senti la fatica stacchi, ed è normale, e quindi abbiamo bisogno di pazienza. È un giocatore con delle caratteristiche importanti, dobbiamo pazientare, lui ha messo a disposizione tutta la sua buona volontà e dobbiamo cercare di tirare fuori. Ha detto che quando vi siete visti la prima volta tu hai detto ti volevo allenare da tempo, perché comunque vi siete incontrati spesso. Sì, ma è un giocatore che ha delle qualità importanti, attacca lo spazio, quando sta bene regge palla, è quel giocatore che ti permette anche che se butti forse una palla di là dalla difesa senza averla indirizzata la può andare a prendere. Rispetto all'ultima volta che hai parlato, se non sbaglio sono arrivati in più Morganella e Calvano, allora chiediamo così, insomma. Sì, Calvano ha fatto un allenamento, sì, certo, però, insomma, perché ieri ha fatto solo la partitina. Morganella secondo me è il classico giocatore di quelli che sai che ci puoi contare a occhi chiusi.
sai che la partita la giocherà, può fare degli errori, ma quello che c'ha, se c'è una piccola briciola di sudore, di sangue, te la darà. Quindi sono quei giocatori che fanno sì che le squadre riescono a raggiungere dei risultati. Mette sempre a disposizione la propria esperienza, la propria capacità per cercare di ottenere un risultato. È chiaro che non è al massimo della condizione, ma me l'ha detto, però io me lo ricordo un giocatore veramente importante. Secondo me fra 2 mesi lo rivedremo veramente un grande giocatore.